Alle in linea il new super edizionale di Lenghe Furlane, la piattaforma digitale di Arlef che racconta un strumento edizionali principali dal Furlan. Il progetto è stato presentato a Udin. Ascoltin il direttore di Arlef, William Cisilino. Si chiama super dizionari, non perché abbiamo manis di grandezza, a manco la speri, ma perché al chiappe dentro tre dizionari sparcumò. Il primo è il dizionario bilingual, che chiappa riferimento il dizionario di De Mauro e alle un'evore siora alla 70.000 entrate per italiane e altrettanti per Furlan. Dopo viene il monolingual, che è un dizionario appunto che ha la definizione per Furlan e al chiappe dal corpus dalla lingua furlane 7.000 entrate, 37.000 accezioni e passa 50.000 frasi. E infine il dizionario dei cognoms, che è un dizionario bellissimo che aveva infatti Costantini e Fantini, vod mil cognoms con tutte le etimologie, la storia, la collocazione geografiche, anche dulaca sono gli archivi, no? E dice anche sono, e lo viene trasponuto online. La prospettiva è però che di mettere altri dizionari, se di vecchius che magari non si arrivano più a chiatà, ma anche news e distin facendo in che mesca. E come al momento delle rubriche Gnovis dal Monte. Dai 2 ai 12 di ottobre si è tenuta la fiera Journée d'Ottobre che ha dato al Parco Esposizioni di Mulaus i migliori ristoratori alsazians e anche che stanno il focolare Furlan di Mulaus è stato protagonista in Tevile Gourmet col proprio bancut, una importante vetrina dedicata al Friuli e enogastronomie che diventa settance dei clami Furlans de zone e i visitatori curiosi che si fermano a cercare i plas tradizionali facendo brindisi cui prese asvins Furlans. Vina al 6-11 il presidente dell'Ente Friuli in Talmonte, accompagnato dal consigliere Gabriele Piemonte, ha visitato il quartiere fieristic, chiatanti il presidente al Fogolare Renzo Burelli, insieme con la vicepresidente Karin Burelli e altri feminis dal Fogolare. A Molos, in le feste di ottobre, io sono qui a Mies dal Fogolare Furlan di Molos. È il presidente Renzo, qui è la vicepresidente Karin, oltre a Gabriele Piemonte. Ho segnato a queste feste, grazie di averci invitato. Io grazie a voi, che siete venuti. Che lavori, che sono tanti anni che partecipano e che fanno e portano in Francia, a Moulou e il Friuli, c'è il fricco, il formaggio, il montasio, la polente e così. O facciamo festa insieme. Diamo l'uso disegno, mandi Friuli. Mandi. De Francia e Svizzera, dula che sabato 11 di ottobre è stato celebrato l'anniversario numero 65 dal Focolare Furlan di Basilea con a chiaffo Umberto Mentiro degli Inari di Paluce, nominato di Poc Cavalier dall'Ordine delle Stelle d'Italia. Presenza ai feste di là delegazione dell'Ente Friuli in Talmonte, il presidente al Focolare di San Diala, Anna Rosa Brocchetto. La serata è stata in dalle grade des esibizioni dal gruppo folcloristic dal Fogolar Ballarins Furlans che dal 2024 ha passato il traguardo ai 40 anni di attività che continua con passione a conservare e diffondere la tradizione popolare. E allora ho seccato a Basilea, Umberto Menti, perché la Repubblica Italiana gli ha riconosciuto anche il merito di essere di tanti anni sul Furlan che si fa valer e fa onore a Italia e quindi al Friuli. Io sono contento di essere qui, mi fa tanto piacere, non sono sempre per Friuli, a farci Friuli. Complimenti per ciò che si fa, è una bella festa e sono contento, la nostra piccola delegazione si è venuta a onorarci. Io ho anche il Focolare di San Gallo e ho venuto anche i saluti al Focolare di Ginevra, la famiglia dei Furlans in tal modo. Manzi. Domenica, 12 di ottobre, il Focolare Furlan di Brescia si è chiatato fur per celebrare il traguardo importante dei 50 anni di attività in splendidi salis dal centro Paoli VI di Brescia. Dopo la Sante Messe celebrate di Pre Emilio Comuzzi, originari di Flambruce, de comunità pre Calabre di Verone, accompagnate del suggestive corale Edica di Paitone, Sandra Treppo, quale presidente del Focolare, ha avvisato i fondatori e i suoi predecessori che tra che l'ex presidente Dario Michelutti presenta l'avvenimento.
sicuramente. Sono intervenuti con di più di la consigliere comunale Laura Giuffredi, che ha portato i propri salute, il presidente del Focolare di Milan, Elena Colonna, e la già presidente del Focolare di Bergamo, Denise Prampero, con il segretario Vincenzo Lolli e la tesoriera Monica Salvador e Palent Friuli Talmonti, il consigliere Pierino Chiandussi. E alle dut per usgnot novi saltorne domani, mandi e buone serate.